lanciate il primo dei 4 corsi di dialoghi sulla rappresentanza, il progetto formativo fatto da Confagerato Imprese Veneto che vuole approfondire tutti i temi del lavoro. Ospite d'eccezione per questo primo appuntamento è Michele Tiraboschi, professore ordinario, collaboratore di ADAPT e parlerà di autonomia, sussidiarietà, neocorporativismo a proposito della possibilità di una legge di rappresentanza sindacale. Una serie di appuntamenti fatti apposta perché i dirigenti della Confartigianato Imprese Veneto abbiano una cassetta degli attrezzi per affrontare le sfide che aspettano le imprese e l'economia e la politica dei prossimi anni in Italia. Ospiti d'eccezione anche il ministro Erika Stefani che porterà un indirizzo di saluto e la professoressa Eleonora Di Maria, docente dell'Università di Padova, che porterà i saluti della rettrice dell'Università di Padova stessa. Chiuderà i lavori Roberto Boschetto, presidente di Confagerato Imprese Veneto. Professore, primo appuntamento di queste 4 giornate con la Confagerato Imprese Veneto, una formazione importante, si parlerà di lavoro, il lavoro è uno degli strumenti per fare economia e fare business. Ci sono dei temi difficili da affrontare, sono i temi della rappresentanza, di leggi che stanno arrivando. Cosa sta cambiando per il mondo della piccola impresa e della sua rappresentanza, secondo lei? Sta cambiando molto nel lavoro e nel modo di fare impresa nei territori, in Italia e nel resto del mondo, solo che è una trasformazione molto articolata, molto complessa, difficile, con molte incertezze e sicurezze e servono dei fari. Spesso noi pensiamo che basti una legge per dare delle risposte, ma in realtà le leggi, una volta fatte, poi rimangono in Gazzetta Ufficiale e servono invece nei territori, nei settori produttivi, delle forze sociali che noi chiamiamo rappresentanza, corpi intermedi. Qualcuno in termini dispregiativi parla di corporazioni, ma la corporazione ha un valore storico nobilissimo per la sua essenza, quella cioè di portare una visione del mondo, di portare le esigenze delle imprese, dei lavoratori e fare sintesi e rendere vive quelle norme che altrimenti il legislatore può solo immaginare ma poi rimangono sulla carta e non danno risposte ai bisogni non solo delle imprese e dei lavoratori ma anche dei territori, delle comunità che per crescere devono riportare al centro il lavoro che oggi invece è sempre più trascurato, è sempre più povero, precario e invece ha bisogno di una nuova centralità, di dare valore al lavoro, non solo economico ma un valore identitario, culturale. Proprio su questo si sta interrogando anche la Confartigianato, cioè questi giovani che hanno passato anche il Covid e che affrontano il mondo del lavoro in maniera diversa. In effetti già prima era difficile trovare giovani, adesso ce ne sono pochi e hanno anche un interesse diverso da quello che avevano forse quelli che hanno fatto impresa oggi. Per lei come si fa a far incontrare i giovani con le piccole imprese, perché poi vengono attratti magari più da quelle grandi? Innanzitutto quando parliamo di giovani occorre parlare della trasformazione della società nel complesso. Noi siamo molto attenti alle trasformazioni tecnologiche, alle trasformazioni ecologiche, ma ci dimentichiamo che siamo nel pieno di una rivoluzione demografica che appunto porterà a cambiare molto la popolazione e anche l'età del lavoro. È chiaro che i giovani sono una categoria sempre più ristretta, sempre più limitata, che vuole emergere, che vuole trovare nel lavoro un senso di identità, di appartenenza, la soddisfazione, un bisogno, un lavoro che piace, che gratifica. Ma io penso che sia proprio qui la bellezza del lavoro artigiano per un giovane, che non è un lavoro standardizzato, seriale, con orari di ufficio, che non ti lascia il senso di quello che fai. Chiaro che occorre cambiare la strategia del mondo delle piccole imprese, delle imprese artigiane in particolare, di comunicazione, di contatto con i giovani, quindi l'importanza della collaborazione con le scuole, con l'università, l'importanza di metodi formativi che abbiano al centro l'alternanza formativa, quindi l'apprendistato innanzitutto, ma anche quei percorsi di transizione occupazionale, dai tirocini a quelle esperienze che venivano chiamate della buona scuola, l'alternanza. Quindi questa è un po' la sfida, il modo di lavorare del futuro, è un lavoro sempre più attento ai contenuti, alle professionalità, alle competenze, e quindi è lavoro ma al tempo stesso formazione e crescita. Se si danno queste cose i giovani rispondono.
Il futuro che abbiamo davanti è un futuro anche per l'impresa, un po' anche per tutta la nostra società, un futuro che avrà delle complicazioni e delle articolazioni. Dobbiamo avere assolutamente gli strumenti per affrontarlo e dobbiamo dare questi strumenti alle imprese, agli imprenditori e ai nostri cittadini. Quindi non potevo mancare a un evento come questo, innanzitutto perché si parla di un grande tema che è la rappresentanza e poi la formazione. Abbiamo bisogno veramente di avere dei corpi intermedi che sappiano interpretare quelle che sono le esigenze del territorio, perché solo il corpo intermedio poi può fare quella sintesi che serve anche alla politica per poterla trasformare poi in iniziative normative, iniziative di governo. Per certi versi oggi siamo in un periodo, ovviamente c'è il bouleversement, l'agone, no, della campagna elettorale, ma spero e auspico che si finisca il prima possibile, perché c'è bisogno veramente di affrontare le soluzioni per il futuro con grandissimo pragmatismo. Un po' forse dovremmo imparare proprio dalle imprese, in primis perché le imprese, gli imprenditori in particolare, sanno interpretare anche i movimenti sociali e economici prima della politica e sa individuare delle soluzioni prima della politica, perché l'impresa è più veloce di noi e quindi per certi versi forse avremo bisogno che anche la politica si formi e che si rinnovi, ma che si rinnovi proprio in un'ottica proprio più pragmatica. Siamo col presidente Roberto Boschetto di Confargellato Imprese Veneto, primo appuntamento col botto, perché non solo il professor Tiraboschi, che è una personalità del mondo del lavoro e dello studio del mondo del lavoro, ma anche con la ministra Erika Stefani e anche con un rappresentante dell'università a posto della rettrice che non poteva essere presente. Quanto è importante fare formazione con gli artigiani, avere questi appuntamenti? Innanzitutto il tema che noi vogliamo affrontare in questi serie di incontri è il dialogo sulle rappresentanze, un tema importantissimo per noi per poter crescere in virtù di quello che sarà il mercato e le esigenze del futuro. Oggi è stato il primo incontro, da un lato un tecnico, il professor Tiraboschi, quindi con una lettura su quello che è autonomia, sussidiarietà, dall'altro lato invece la ministra Stefani per avere l'aspetto politico. Noi in effetti come imprenditori, come piccoli imprenditori abbiamo come sempre purtroppo la sofferenza di avere la politica che decide sopra di noi. Io penso che questo binomio di oggi ci abbia dato la possibilità di intraprendere un dialogo nuovo, diverso, per esigenze diverse che stiamo avendo oggi come oggi, nelle situazioni che stiamo vivendo negli ultimi anni nelle nostre aziende.